Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vediamo le previsioni per settimana entrante, la settimana di marzo che va dall'1 praticamente a il 8, diciamo dall'1 all'8, da domenica o meglio dal 2 all'8, da lunedì 2 marzo a domenica 8. Bene, vediamo cari amici le nostre sibille chiacchierine, faremo i nostri 3 bei mazzetti e vediamo come andrà sul lavoro e sull'amore, praticamente un mix di queste due cose. Faremo 3 mazzetti e voi sceglierete, però prima vi dovete concentrare. Comunque prima di fare questo vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale Hildegard del vostro Marietto Veneziano, di farlo gentilmente, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook dove troverete tante novità, tanti link per i nostri video, e nel canale Telegram dove ogni lunedì sera alle 20:30 terremo dei percorsi di esoterici in cui possiamo parlare tutti insieme, confrontarci e farci domande. Bene cari amici, detto questo iniziamo pure a mischiare le nostre sibille chiacchierine e poi subito i nostri 3 mazzetti e vediamo come sarà la settimana entrante di marzo dal 2 all'8. Bene, facciamo 3 mazzetti. Bene, 3 mazzetti. Mettiamo bene qua. Adesso concentratevi cari amici o cari amiche. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Ripeto, 3, 2, 1. Eventualmente fermate anche la camera, cioè fermate il video, stoppatelo, concentratevi e entrate in vibrazione con mazzetto o numero 1 o numero 2 o numero 3. Alla domanda come sarà il lavoro e come sarà anche l'amore, un mix facciamo che potrebbe essere viste da due prospettive diverse. Bene cari amici, spostiamo il 2, mazzetto numero 2, numero 3 e iniziamo con il numero 1. La prima carta militare, seconda sospiri, terza denaro, quarto malinconia, quinta vecchia signora. Mettiamoli bene a favore di camera così che si possono vedere bene. Militare, sospiri, denaro, malinconia e vecchia signora. Vedete? Ripeto ancora: militare, sospiri, denaro, malinconia, vecchia signora. Allora vediamo un po'. L'inizio della settimana, vediamo il militare sarà una cosa un po' importante, ci saranno magari dei segreti che verranno un po' scoperti, che si verrà in un certo senso a sapere che c'erano. Infatti vedete sospiri, militare sospiri, avremo magari contatto con una persona un po' particolare, dura, una restia, e ci farà un attimino lasciare in attesa, in speranza, avremo un po' di tormenti. Poi vedo qualcosa di importante, se state aspettando qualcosa a livello di cuore, vedo che c'è qualcosa di vantaggioso sia a livello materiale che a livello proprio di compagno, però attenzione che ci può portare un po' di malinconia, quindi sempre attenti a questo militare, che è una forma, è una figura un po' ambigua, tiene sempre i segreti che non si sa bene, e potremo restare un pochettino malinconici, vedete questi sospiri che ci portano poi un po' di malinconia. Però vi ricordo che a metà settimana avrete sicuramente qualcosa di vantaggioso per voi. E in chiusura di settimana andiamo sul sicuro con la vecchia signora, che sta a indicare che tutto questo che abbiamo passato è nelle vostre mani ed è in modo sicuro, e gestirete bene la cosa, perché per chi ha scelto mazzetto numero 1 la vecchia signora sta a indicare grande responsabilità, grande amore, grande stabilità. Insomma, non è una persona, non è una carta che si può fare tanto prendere in giro, è una persona, una qualità di carta molto stabile, che praticamente con denaro e sospiri lascia ben sperare che saprete gestire questa prima settimana del 2 all'8. Quindi io non la vedo proprio negativa, ma diciamo che la vedo come una stesa importante. Denaro, vecchia signora e militare, quindi c'è molto da fare in questa settimana. Non avrete grandi scossoni, perché la vecchia signora mette tutto sotto
controllo. Bene, vediamo il secondo mazzetto. Quindi il primo mazzetto è positivo, il secondo mazzetto ammalato, sacerdote, artista, belvedere e domestico. Mettiamo a favore di camera, riprendiamo: ammalato, sacerdote, artista, belvedere e domestico. Vedete, sono delle carte, anche questo molto importante, perché vediamo un inizio di settimana un po' traballante, non certo per il coronavirus, perché come vi ho già spiegato in altre pillole è un pochettino sopravvalutato come problema. Vediamo però che avete dei ripensamenti e c'è un po' di abbattimento morale, però attenzione che avete subito due carte molto importanti: il sacerdote e l'artista. L'artista si sa che ha colpi di genialità, il sacerdote è una persona molto molto posata, intelligente, saggia, che sa come muoversi, e vicino all'artista con la sua colpa di genialità e di bravura non sono altro che carte positive. In più vediamo che voi state aspettando qualcuno o qualcuna, e quindi queste due persone vi aiuteranno, queste due entità spirituali vi aiuteranno in modo positivo. Alla fine vedete c'è il domestico che in alcuni modi vedete sotto un nemico bruno e untoso, però calma, perché il domestico è anche una persona che aiuta, e se avete qualche cosina da mettere a posto, perché all'inizio settimana siete partiti un po' con abbattimento morale, una persona giovane che vi possa aiutare fa sempre bene. Quindi io direi che questa settimana dal 2 all'8 marzo siete in buone mani, state aspettando una buona notizia, e sono sicuro che con l'aiuto del sacerdote e l'artista questa buona notizia arriverà presto. Bene, andiamo al mazzetto numero 3. Quindi anche la seconda stesa direi che è positiva, però attenzione alla settimana, appena entrate sarete un po' giù di tono. Mazzetto numero 3, vediamo un po': fortuna, prigione, imeneo, falsità e vedovo. Allora, questo qui è proprio una stesa un po' pazzerella, direi che è un'altalena, una vacanza sulle montagne russe. Subito si parte con un colpo di fortuna che vi frenerà un attimino, vi terrà un po' legati a questo colpo di fortuna, forse non ve l'aspettavate, e vedete che avrete delle grandi possibilità, grandi buoni affari, e stringerete anche a livello sentimentale qualcosa di molto positivo. Però attenzione che questa cosa molto positiva potrebbe avere un piccolo sbalzo, un piccolo, come si suol dire, flessione con la falsità, e alla fine purtroppo ci sarà un distacco, ci sarà un distacco da magari qualcuno che voleva in un certo senso abbindolarvi con la falsità. Quindi io penso che partendo bene con la fortuna all'imeneo vi sentite un po', voi vi sentivate sottovalutati, e queste due carte però vi stanno dando una manona importante, però purtroppo questo vostro colpo di fortuna è stato avvicinato da gente falsa, e voi a questo punto qui dovrete tagliare corto senza rimpianti, e insomma bisogna dargli un taglio, perché la vostra fortuna non deve essere inficiata da persone parassitarie. Quindi voi in partenza di settimana fino a metà settimana avrete sicuramente delle situazioni molto positive. Verso il 5, tra il 5 e l'8 purtroppo sarete avvicinati a persone che, qui parla chiaro, dovete tagliare senza pietà, perché non servono a niente. Bene cari amici, quindi la terza, diciamo primi 3-4 giorni a settimana alla grande, alla spavalderia, e poi dopo attenti in difesa, perché avete la falsità che vi lusingano, perché magari avete avuto qualche bel colpo di fortuna sia sentimentale che a livello finanziario, e qui voi dovete stare guardinghi e attenti a tagliare. Bene cari amici, quindi anche la terza stesa è fatta, quindi sono tutte più o meno 3 positive, certo chi più chi meno, però tutte e 3 vanno nella direzione di una settimana positiva. Bene, il vostro Marietto Veneziano ha concluso. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!